diciamo, per festeggiare il testo vincitore della quarta edizione del premio Teatro e Shoah. Il premio Teatro e Shoah è un premio ideato da me circa 8 anni fa, e è un premio biennale che si svolge in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, e l'ultimo anno ha avuto anche l'appoggio e il sostegno della Fondazione Museo della Shoah. È lo stesso Museo della Shoah che sta cercando a più riprese di avere una sede come Museo della Shoah qui a Roma, è la stessa istituzione, per cui il fatto che il premio abbia avuto anche il sostegno della Fondazione Museo della Shoah significa che c'è un'attenzione su che cosa? Sul teatro come medium, come tramite per poter raccontare e riflettere e inventare anche delle nuove modalità per poter parlare della Shoah. Ecco, magari Alessandro ci spieghi un po' questo suo percorso da un primo testo, La valigia dei destini incrociati, e come arriva ai topi nel muro. Grazie. In realtà proprio questa dinamica di schizofrenia italiana è quella che rimane al centro del discorso, in parte della valigia, che comunque è un testo che si rivolge a bambini, quindi tante cose non le può dire, non le può raccontare, ed è giusto che sia così, perché comunque è importante che i bambini comincino ad entrare a contatto con questa realtà, che li si cominci a raccontare, perché se non si racconta ai bambini non ha senso neanche raccontare, quindi è importante che anche loro almeno vengano inseriti all'interno del discorso. Però il fatto di non aver potuto dire tante cose mi ha poi spinto a scrivere I topi nel muro, perché poi in realtà I topi nel muro è esattamente il riflesso oscuro per certi aspetti della valigia. Ci sono tante somiglianze tra i due testi, ogni volta che li riguardo in contemporanea mi sorprendo di come certe volte anche io stesso lavori senza rendermi conto di quello che sto facendo, e ci sono delle somiglianze veramente incredibili, per esempio il fatto che tutti e due i testi richiedano 4 attori, e tutti e due i testi pretendono che hanno uno stesso identico meccanismo di inizio, perché la valigia comincia con un capostazione che entra dentro una stazione ferroviaria, la costruisce a vista nel testo, poi nella messa in scena teatrale è diverso il meccanismo. La prima cosa che fa è aggiustare l'orologio, perché l'orologio non funziona, l'orologio è bloccato. E questo per me era una metafora di come la nostra realtà, la nostra coscienza di italiani non è in sintonia con la sua stessa storia, e quindi non riusciamo ad andare avanti perché non abbiamo chiaro il passato che abbiamo alle spalle, lo rimuoviamo, lo cancelliamo, e quindi questo tempo fermo per me diventava una metafora importante. E anche I topi nel muro comincia con un tempo bloccato, comincia con una forma temporale in cui abbiamo l'impressione di trovarci nel 43-44 in Italia, e poi di punto in bianco entra un personaggio in scena e scopriamo che in realtà siamo negli anni 80, forse anche anni 90. Quindi questa idea di un tempo che si ferma, che si incancrenisce su se stesso, rimane proprio uno dei centri che mi interessavano particolarmente. E poi la dinamica schizofrenica, perché la protagonista del dramma, che è Anna, in realtà si vive se stessa come una salvatrice, lei che crede di stare nascondendo degli ebrei dentro la sua casa, però poi in realtà non è vero, perché le nostre attrici, a Vera Beth e a Olimpia Ferrara. Beh, questo è l'inizio del terzo atto, quindi il secondo atto in realtà è finito con il momento in cui Anna ha completamente dato di matto, e la figlia di Anna, Lidia, di cui non abbiamo ancora parlato abbastanza, in realtà decide che è il caso di licenziare Esther, che nel frattempo aveva preso lavoro all'interno della casa, quindi Esther se n'era andata. Il terzo atto comincia con Anna da sola, perché la figlia se n'è appunto andata lasciandola, pensando lei a dormire, e invece Esther torna inaspettatamente in casa e comincia un confronto tra le due. E sei venuta alla fine a lasciarmi la tua storia. Vuoi rubare anche la mia storia? Non ho rubato mai nulla io. Me le hanno portate loro. Io ero lì, perduta nel mio dolore. Loro venivano tutti vicino a me a raccontarmi il loro. Sapevano che sarebbero partiti presto. Non sapevano per dove, ma già sentivano il peggio sulle loro spalle. E così cercavano di scaricarsi il peso delle loro valigie, raccontando.
credevano che sarebbero partiti più leggeri dopo qualche lacrima barattata per una pacca sulle spalle. E tu ascoltavi ogni cosa e magari negavi loro pure la pacca sulle spalle. Quello che hanno sofferto loro, l'ho sofferto anche io. Ero lì con loro. Hai condiviso con loro solo un pezzetto di calvario. Non sai cosa è stato prima essere privati di lavoro, scuola, dignità. Tu sei rimasta. Loro sono partiti. Io sono rimasta con i loro pezzi di storie, coi fardelli del loro passato che non potevano portarsi dietro, coi loro nomi che si lasciavano alle spalle insieme ai sogni e ai desideri. Sì, è così. Così è questa l'Anna della notte. Un'avida custode di racconti, un'usuraia di dolore e sofferenza, e sono le loro storie i topi nel muro. Sono loro che cercano di uscire, la notte. Non ho chiesto io che mi raccontassero i fatti loro. Non l'hanno fatto perché tu te ne appropriassi. Non te li hanno ceduti perché diventassero roba tua. E che dovrei farne di questi racconti senza un inizio né una fine, tutti uguali e tutti diversi, buoni neanche da raccontare ai nipoti, da tenere nascosti piuttosto, celati, a reclamare sempre qualcosa, a disturbare il sonno, inquilini non desiderati che si nascondono nei muri a rischio della tua vita.